L'investimento dobbiamo ancora quantificare esattamente quanto sia, credo comunque che si aggirerà almeno sui 2, 2,5. 2,5 milioni di euro per far rinascere lo storico Tennis Club Zambon. E questo è il nuovo dato concreto del progetto ideato da chi rappresenta la storia del tennis italiano e mondiale, raccontato così ai cronisti riuniti a Casugana. Verrà fatta una clubhouse importante, una nuova piscina, i campi probabilmente verranno un pochino meno. Un'area che sarà completamente rivoluzionata dunque, demolendo gran parte della struttura presente. Molta attenzione all'ecosostenibilità, ma soprattutto alla famiglia, in particolare ai bambini. Voglio creare una grande scuola di tennis. La scuola di tennis ci tengo molto che sia soprattutto prima mi hanno fatto una domanda che si divertono. Un progetto ambizioso che poggia anche su un importante socio internazionale, il numero 1 mondiale di generali. Philippe Donnet è una parte che è mio carissimo amico, per cui ne parlo sempre con grande affetto. Lui è uno dei top. Non c'è niente, perché quando gli ho parlato di questa mia idea lui mi ha detto ci sono anch'io. E alla presentazione non poteva mancare chi quel tennis club l'ha costruito con le proprie mani. Sono veramente felice perché una cosa meglio di così il comune non poteva aspettarsela. Soddisfazione da parte del sindaco per un'area che rinasce. Si può parlare di un nuovo rinascimento per la città? Ma credo proprio di sì. Poi vedere in continua crescita i dati dei residenti credo che sia una soddisfazione enorme, perché significa che qui si vive veramente bene. Un anno di lavori, quelli preventivati, per essere pronti con la riapertura delle scuole nell'autunno del 2020. Una bella sfida, non c'è che dire, che Panatta ha accettato per amore. Ho deciso di fare qui questa cosa a Treviso perché mi lega molto a questa città, insomma, a parte che mi ha accolto in maniera straordinaria, ho trovato anche l'affetto, una stabilità. Certo un bel impegno per il grande campione ancora oggi conteso in tutta Italia e che lo costringerà a fermarsi definitivamente a Treviso. Forse per questo alla domanda finale ammette. L'ultima domanda è: ma chi gliel'ha fatto fare? Non lo so, questa è la più bella domanda che mi avete fatto.